essere presenti. Intanto Giovanni Tessarolo mi manda questo link. Lentamente il regime avanza, chiusura dei blog e dei siti scomodi come delle peggiori dittature mondiali. Parrebbe che il giudice Belluno abbia chiuso il portale sulla strage del Vajont. È un link preso dal quotidiano bellunese Il Corriere delle Alpi. Lo avrebbe fatto chiudere l'onorevole Paniz, l'onorevole Scilipoti, un sito sulle vittime del Vajont, in quanto avrebbe contenuto delle offese appunto ai due parlamentari in oggetto. Ho sconvolto. Paniz, mi sente? Io la sento perfettamente. Buonasera, io le telefono e le chiedo perché mi è stato messo un link riguardante un provvedimento per far chiudere il portale sulla strage del Vajont. Stiamo pure sul totale, si vede anche il collega, perché ci sarebbero delle offese a Re Scilipoti? No, guardi, la informazione è stata data in termini inesatti. Questo sito è l'ennesimo sito che apre un certo signore che si chiama Tiziano Dal Farra, un signore che da 7-8 anni diffama varie persone. In particolare ha diffamato l'ex sindaco di Longarone, professor Gioacchino Bratti prima, e un altro ex sindaco di Longarone, il dottor Pierluigi De Cesaro, poi, oltre ad altre persone. Cito queste due persone perché nei loro confronti sono state emesse delle sentenze che ne hanno accolto totalmente le tesi che erano state esposte in varie querele fatte contro questo signor Dal Farra. Io ho assistito sia il professor Bratti che il dottor De Cesaro, ottenendo le sentenze di condanna del signor Dal Farra da varie autorità giudiziarie italiane, dove questo signore era andato a spostarsi o a spostare i propri siti che utilizzava spessissimo per diffamare persone. Quindi non è una forma di censura, non c'è di censura nel senso di mancanza di libertà che chiude questo sito? No, questa è la reazione del giudice del Tribunale di Belluno, da quello che posso aver compreso, che accogliendo una richiesta del pubblico ministero blocca per l'ennesima volta un sito di questo signore che ha diffamato sistematicamente decine di volte molte persone per bene, tra cui quelle che ho citato, e le ho citate appositamente perché nei loro confronti le sentenze di condanna... Lei l'ha fatto chiudere in quanto legale o in quanto diffamato? Per i primi 4 anni sono stato solo legale di queste persone, poi questo signore ha cominciato a diffamare anche me come sul loro legale, e a mia volta ho fatto querele. Quindi non so dire se il provvedimento sia soltanto per loro o anche per me, perché le querele proposte contro questo signor Dal Farra sono state ormai decine e decine, cioè moltissime. Questo signore irrideva i provvedimenti dei magistrati, prendeva i provvedimenti di sequestro dei siti o le sentenze di condanna, le inseriva in siti che andava ad aprire in varie parti d'Italia e poi del mondo, quando in Italia non riusciva più perché i pubblici ministeri glieli sequestravano. A quel punto metteva i provvedimenti nei nuovi siti e cominciava a insultare anche il contenuto dei provvedimenti stessi. Quindi questo è l'ennesimo sito aperto, questa volta con un nome civetta, perché il nome Vajont finisce per essere un nome ingannatorio, perché del Vajont non ha proprio nulla di peculiare e quindi irride addirittura il ricordo, la memoria di tante persone che sono decedute e di tanti parenti di queste persone decedute attraverso un sistema di continue offese a persone per bene. D'accordo, grazie mille Paniz, spero di vederla presto qui in studio. Mi sembra giusto fare precisare perché l'avevano accusata di essere un censore in pratica, non c'entra nulla. Grazie mille. No, allora. No, non c'entra nulla, è solo una diffamazione di uno sciocco, di una persona che non merita neanche tutta l'attenzione che sta avendo. Me l'hanno segnalato, la ringrazio di averci risposto. Arrivederci.